In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Piantedosi non ci ha convinto. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto ieri a Palermo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dobbiamo dirlo con chiarezza, il ministro non ci ha convinto. Nelle sue parole non abbiamo sentito la consapevolezza della grave emergenza per l'ordine pubblico a Palermo e nell'intera Sicilia. Nessuna proposta concreta, solo un susseguirsi di vedremo, proveremo, ragioneremo. Ci auguriamo che nell'incontro a porte chiuse proposte e impegni siano stati più stringenti. Palermo ha bisogno di certezze e non di passaggi formali e dalla ritualità quasi imbarazzante. Avanti con il Fondo Sviluppo e Coesione. Ieri incontro tra il Presidente Schifani e il Ministro Fitto sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione. Si lavora per definire l'accordo che prevede risorse per 6 miliardi e 800 milioni di euro, risorse destinate a investimenti infrastrutturali significativi e strategici. Al netto dei già condivisi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il ponte sullo Stretto e 800 milioni per i termovalorizzatori. La Regione nei prossimi giorni definirà compiutamente la propria proposta per poi condividerla come prevede la legge con il governo centrale. Gli ex di Azione entrano in maggioranza a Palermo. I 2 ex consiglieri comunali di Azione del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto, hanno lasciato ogni incarico di partito. Già a dicembre avevano aderito al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo, che fa riferimento al sindaco La Galla, e si parlava di un loro ingresso in giunta. I contrari nella maggioranza chiedevano ai 2 l'adesione formale alla coalizione di centrodestra e di lasciare il loro partito. Ieri le richieste sono state nella sostanza esaudite. A questo punto nulla dovrebbe impedire l'ingresso in giunta di Fabrizio Ferrandelli, sponsorizzato dal sindaco La Galla. 147 nuovi bus extraurbani. Grosso passo avanti per il trasporto pubblico locale. Dal prossimo anno ci saranno 147 nuovi autobus sulle strade extraurbane siciliane. La Regione, attraverso l'assessorato alle infrastrutture, ha impegnato 31 milioni di euro. 20 aziende, in base alle richieste presentate, potranno beneficiare del contributo per acquistare nuovi autobus. L'acquisto è finanziato per l'80%. La Regione acquista 7 milioni e mezzo di agrumi. La Regione siciliana comprerà 7 milioni e mezzo di euro di agrumi siciliani da trasformare in succhi per scopi umanitari e di solidarietà. I produttori per il conferimento faranno riferimento alle organizzazioni dei produttori che acquisteranno il prodotto anche dai non soci. Desertificazione bancaria in Sicilia. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First CISL, la Sicilia, con 23 sportelli ogni 100.000 abitanti, è la terzultima regione in Italia per numero di sportelli. Siamo terzultimi anche per internet banking, lo utilizza soltanto il 35% della popolazione. In 147 comuni siciliani su 391 non vi è nessuno sportello bancario e in 97 ve n'è soltanto uno. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.